Usando internet cediamo sempre più dati personali e sono sempre di più i problemi etici che questo comporta, tra algoritmi che decidono di licenziare e altri che decidono chi resta in carcere. In Europa non è ancora così, in altri paesi invece è proprio così. Barbara Carfagna. Elaborano i nostri. In questo negozio Amazon di Seattle non esiste la cassa, basta uno smartphone. I dati di sensori e telecamere elaborati da un algoritmo creano il conto in base ai prodotti prelevati e lo caricano sulla carta di credito. Ma gli algoritmi stanno arrivando a svolgere anche compiti dirigenziali. Sempre in Amazon a Baltimora le pause degli addetti alla distribuzione sono tracciate e l'algoritmo ha segnalato 300 lavoratori poco produttivi licenziati. Le macchine fanno sempre più cose un po' per conto loro, un po' imparando dalle loro interazioni e noi diventiamo sempre un po' più dipendenti da queste macchine. Allora capisce che da un lato l'autonomia delle macchine aumenta, dall'altro diminuisce la nostra autonomia. A un certo punto dovremmo essere un po' attenti a far sì che non si declini semplicemente in termini di autonomia dell'intelligenza artificiale rispetto alla mancata autonomia dell'individuo. Negli Stati Uniti anche in carcere è un software ad assegnare un punteggio di pericolosità per decidere se un detenuto possa o no uscire per buona condotta. L'Unione Europea ha costituito un gruppo di esperti per promuovere le linee guida per garantire un'intelligenza artificiale etica e affidabile. Cercare di dare una visione su quale sia il futuro migliore e come raggiungerlo.